Sube la montaña, aunque el cuerpo no dé. Cuando el alma se apaga, Dios te hace renacer. En la cima se forjan los hombres de fe, los legendarios que dan la milla extra otra vez. Cuando el dolor golpea y falta el valor, recuerda que Cristo te da el motor. Hombres de fuego, de espíritu rey. Wow. Sube la montaña, aunque el cuerpo no dé. Cuando el alma se apaga, Dios te hace renacer. En la cima se forjan los hombres de fe. In questo momento veniamo alla tua presenza per i meriti di Gesù Cristo tuo Figlio, Signore. Vogliamo ringraziarti, oh Padre, per l'onore e il privilegio, Signore Dio, per l'opportunità che tu ci dai ancora in questo tempo, Signore, di poter innalzare il tuo santo e meraviglioso nome, Padre. E ancora in questo momento, Signore, applicano il sangue di Gesù sulle nostre vite affinché siamo imbiancati e purificati mediante quel sangue che è stato sparso alla croce. E ancora prendiamo autorità nel nome di Gesù Cristo e leghiamo ogni spirito del mondo, ogni principato, ogni potestà, sia legato nel nome di Gesù Cristo. E a te, Signore, vogliamo dare tutta la lode e la gloria che è in Cristo Gesù, il benedetto ed eterno. Amen. Alleluia. Innalziamo in te di gloria. Amen. Adoriamo, innalziamo, lodiamo, glorifichiamo il Re del Signore dei Signori. Alleluia. Quanto bello sei Gesù, le tue parole ed il tuo amore. Quanto glorioso, alleluia. Quanto glorioso sei Gesù, e il tuo potere fu la tua croce, quella che mi salvò e mi riscattò. Per un momento sono lì, mi dai libertà. Ti do gloria, gloria, ti do gloria, gloria, ti do gloria, gloria. A te Gesù, ti do gloria, gloria.
Gesù. Adoratori, con una corona di spine, dillo. Con una corona di spine, dillo. Con una corona di spine, di vestire per sempre. Con una corona di spine, di vestire per sempre. Ti do gloria, gloria. Diamo gloria a Gesù, Ti alleluia. do gloria, gloria. Ti do gloria, gloria. A te Gesù. Ti do gloria, gloria. Ti do gloria, gloria. Ti do gloria, gloria. A te Gesù. Alleluia. Ti do gloria, Signore, perché è tua e ti appartiene, oh Padre. Ecco, Dio è la mia salvezza. Io avrò fiducia e non avrò paura, perché l'Eterno, sì, l'Eterno è la mia forza e il mio cantico, ed è stata la mia salvezza. Voi attingerete con gioia all'acqua delle fonti della salvezza, e in quel giorno direte: celebrate l'Eterno, invocate il suo nome, fate conoscere le sue opere tra i popoli, proclamate che il suo nome è eccelso. Cantate lode all'Eterno perché ha fatto cose grandiose. Questo sia noto in tutta la terra. Grida ed esulta di gioia, abitatrice di Sione, perché grande è in mezzo a te il Santo di Israele. Amen. Alleluia. Gridiamo, innalziamo, glorifichiamo colui che è nel nostro mezzo, il Santo di Israele. Alleluia. A te la gloria, Signore. A te l'onore, Gesù. Alleluia. Io voglio danzare in libertà, perché sono suo figlio, sono suo figlio. Io posso danzare in libertà, perché sono amato, io sono amato. Posso sentire la gioia, posso sentire l'unzione, c'è libertà e guarigione. Vogliamo danzare, posso sentire la gioia, posso sentire l'unzione, c'è libertà e guarigione. Vogliamo danzare, c'è libertà nella casa di Dio, c'è libertà nella casa di Dio, c'è libertà, c'è libertà, c'è libertà nella casa di Dio, c'è libertà nella casa di Dio, c'è libertà, c'è libertà. Io posso danzare in libertà, perché sono suo figlio, sono suo figlio. Io posso danzare in libertà, Danza la sua presenza, perché alleluia. sono amato, Io sono amato. io sono amato. Posso sentire la gioia, posso sentire l'unzione, c'è libertà e guarigione. Vogliamo danzare, posso sentire la gioia, posso sentire l'unzione, c'è libertà
vogliamo danzare. C'è libertà nella casa di Dio, c'è libertà nella casa di Dio, c'è libertà, c'è libertà, c'è libertà nella casa di Dio, c'è libertà nella casa di Dio, c'è libertà, c'è libertà, c'è libertà nella casa, c'è libertà a danzare, c'è libertà nella casa, c'è libertà a danzare, C'è libertà nella casa di Dio. C'è libertà. Io vivo, dillo, io vivo, Io vivo in libertà. io vivo, io vivo, io vivo, io vivo In libertà, io vivo, io vivo, io vivo in libertà. C'è libertà nella casa di Dio, c'è libertà nella casa di Dio, c'è libertà, c'è libertà. Alleluia. E ciò che Dio ha reso libero è veramente libero. E se il mio e il tuo cuore è libero questa sera, possiamo fare una cosa meravigliosa. Possiamo entrare nella sua presenza per adorarlo. Apriamo i nostri cuori alla sua presenza ancora in questo momento. Cerchiamo la sua faccia, adoriamo il suo meraviglioso nome. Benedice anima mia l'Eterno e tutto quello che è in me benedica il suo santo nome. Benedice anima mia l'Eterno e non dimenticare alcuno dei suoi benefici. Come possiamo benedire l'Eterno? Adorandolo, semplicemente adorandolo. Chiudiamo i nostri occhi, apriamo i nostri cuori alla sua presenza e adoriamo colui che è al di sopra di tutto e di tutti. Alleluia. Adoriamo il Signore insieme, amen. E mentre lo adori, la sua mano ti toccherà questa sera. Mentre lo adori, la sua pace inonderà il tuo cuore questa sera. Alleluia. toccami, Signore. Voglio sentirti in me, ripieno del tuo amore, guarito dentro me, sentendo la tua pace, riempire il cuore mio, sana e rimuovi tutto in me. Presenza tua,
cercare più di te e avere forze in me, sentendo il tuo amore, riempire il cuore mio, sana e rimuovi tutto in me, toccami, Dillo. e riempimi, portami vicino a te, Versa in me. versa in me il tuo spirito per sentirti forte in me. Dillo al Signore, parlami col tuo immenso amor, Risana il mio cuore per lodare e adorarti e restare accanto a te, toccami. Toccaci, Signore. Toccami, Signore. Tocca, Spirito Santo, alleluia. Voglio sentirti in me, ripieno del tuo amore, guarito dentro me, sentendo la tua pace, riempire il cuore mio, sana e rimuovi tutto in me. presenza tua. Alla presenza tua Voglio restare, Gesù. voglio restare, cercare più di te e avere forze in me, sentendo il tuo amore, riempire il cuore mio, sana e rimuovi tutto in me, toccami, Dillo. e riempimi, portami vicino a te, Versa in me. versa in me il tuo spirito per sentirti forte in me. Parlami col tuo immenso amor, risana il mio cuore per lodare e adorarti e restare accanto a te, toccami. Ti prego, mio Signore. Toccami. Dillo. Ti prego, mio Gesù. Toccami. Ti prego, mio Signore. Toccami. Ti prego, mio Gesù. Toccami. Alleluia. Amen. Sì, Signore. Alleluia. Amen. Sì, Signore. Alleluia. Eppure tu sei il santo che dimori nelle lodi di Israele. E quando tu lo lodi, quando tu lo adori, quando tu lo cerchi,
i cieli si aprono e la sua presenza scende in mezzo al suo popolo. E quando scende la presenza di Dio avvengono miracoli, le catene si spezzano, le guarigioni avvengono, la gloria di Dio si manifesta, alleluia. E quindi questa sera un solo cuore, una sola mente, come dice la parola di Dio, ricerchiamo prima il regno e la sua giustizia, e tutte le altre cose ci saranno date per sopraggiunto. Ma io, per la tua grande benignità, entrerò nella tua casa e adorerò nel tuo timore, rivolto al tuo santo tempio. Che il nostro sguardo possa essere verso colui che è autore e compitore della fede, che è Cristo Gesù, il Signore della gloria. Alleluia. Adoriamo il Signore insieme, amen. Adoralo. Alleluia. Ancora qui a Mondragone c'è un popolo che adora il Signore. Adoriamolo. Meravigliosa è la tua presenza, Signore. Meravigliosa è la tua presenza, Signore Dio, alleluia. Riempici, Signore. Riempici, Spirito Santo, alleluia. Scende la tua gloria qui, grandi cose tu farai, si entra nel soprannaturale, si sente, scende la tua gloria qui, scende, grandi cose tu farai. Entra nel soprannaturale questa sera, alleluia. Si entra nel soprannaturale. Elohim.
manifesterà se lo chiami, lui si manifesterà se lo cerchi, lui si manifesterà. Adora il Signore, Se lo adori, lui si manifesterà. Se lo chiami, lui si manifesterà. Se lo cerchi, lui si manifesterà. adora il Signore, Se lo adori, lui si manifesterà. Dillo. Se lo chiami, lui si manifesterà. Cerca Se il lo Signore cerchi, questa sera, lui alleluia. si manifesterà. Yahweh si manifesterà. Gire si manifesterà. Rafa si manifesterà. Si manifesterà. credici, Yahweh si manifesterà. Gire si manifesterà. Rafa Dillo. si manifesterà. Si manifesterà. dillo con forza, Yahweh, Yahweh si manifesterà. dillo, Gire si manifesterà. Rafa si manifesterà. Si manifesterà. Yahweh, Rafa, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai, si manifesterà. E come si compiva il giorno della Pentecoste, essi erano tutti riuniti con una sola mente nello stesso luogo. E all'improvviso venne dal cielo un suono come il vento impetuoso che soffia e riempì tutta la casa dove essi sedevano. E apparvero loro delle lingue come di fuoco che si dividevano e andarono a posarsi su ciascuno di loro. Così furono tutti ripieni di Spirito Santo. Alleluia. Quando scende la presenza di Dio, i luoghi cambiano, l'atmosfera cambia, il cuore cambia, alleluia. Trasforma i nostri cuori, Signore, questa sera. Riempici di Spirito Santo, Signore. Usaci per la tua gloria, Signore, alleluia. Alleluia. Gloria al tuo nome, Signore. Gloria al tuo nome, Gesù, alleluia. È meravigliosa la tua presenza, Signore. Alleluia. Tu dimori nelle lodi di Israele, la tua insegna su di noi è amore. Tu proclami il tuo nome de bontà. dillo con forza, Dio di tu sei puro e Israele, santo, tu sei puro e santo, senza tenebre, eppure sei pietoso con il peccatore. Tu perdonerai dillo, le nostre iniquità. Dio di il Israele, nome tuo, il nome tuo è amore e luce dei salvezza. per questo Gesù, Per questo dillo con tutto il tuo io cuore, ti loderò e in te, Padre, e in te spererò. Oh, Gesù, mia salvezza.
Gesù, la mia vita, Gesù, la speranza del mio cuore. Tu dimori nelle lodi di Israele, la tua insegna su di noi è amore. Tu proclami il tuo nome e bontà, Dio di Israele. Tu sei buono e santo, senza tenebre, eppure sei pietoso con il peccatore. Tu perdonerai le nostre iniquità, Dio di Israele. Il nome tuo è amore e luce di salvezza. Per questo io ti loderò e in te spererò. Oh, Gesù, mia salvezza, Gesù, la mia vita, Gesù, la speranza del mio cuore, del mio cuore, del mio cuore. Alleluia. Alleluia. Speranza del mio cuore tu sei, Signore. Perciò anche Dio lo ha sovranamente innalzato e gli ha dato un nome che è al di sopra di ogni nome, affinché nel nome di Gesù si pieghi ogni ginocchio delle creature celesti, terrestri e sotterranee, ogni lingua confessi che Gesù Cristo è il Signore, alla gloria di Dio Padre. Sì, Signore, noi vogliamo ringraziarti per quel nome che ci è stato dato, perché solo per quel nome, oh Padre, possiamo ricevere salvezza, liberazione, guarigione, Signore. E noi, Signore Dio, ancora in questa sera speriamo in Te, oh Padre. Abbiamo certezza nel cuore che Tu ancora in questo tempo, in questo momento, in questo istante, oh Padre, stai ascoltando il grido del Tuo popolo, Signore. E vogliamo mettere davanti al Tuo trono queste richieste di preghiera, Signore, sapendo per certo e sicuro, Padre, che Tu interverrai con mano potente, Signore. Vogliamo pregarti per Costantino, per liberazione e conversione. Ancora per tutta la famiglia di Nelly, Signore, stendi la Tua mano, possa Tu intervenire manifestando la Tua gloria, Signore. Ancora la piccola Rosalinda, Signore, stendi la Tua mano, opera con potenza, oh Padre. Ancora Gabriele e Naomi e Giulia davanti a Te, Signore. Ti preghiamo, Signore, stendi la Tua mano, manifesta la Tua gloria, che ci sia guarigione nel nome di Gesù Cristo. Ancora Diego davanti a Te, Signore, guarisci, Padre, nel nome di Gesù Cristo, Padre. Ancora il pastore e Margherita davanti al Tuo trono. Continua, Padre, ad ungere le loro vite e ad usarli per la Tua gloria. Ancora il papà di Maria che chiede guarigione, ti preghiamo, Signore, stendi la Tua mano affinché ci sia guarigione nel nome di Gesù Cristo. Ancora Grace davanti al Tuo trono, affinché ci sia guarigione. Ancora i giovani che si sono allontanati, Signore, stendi la Tua mano, Padre,
riportali a te, Signore, usa qualsiasi strumento, Padre, affinché ritornino, Signore, nella casa del Padre. E ancora Aldo ed Erika per influenza. E ancora vogliamo pregarti per Camillo, per Vittorio, per Andrea, per Lello, Signore, affinché ogni infermità secchi nel nome di Gesù Cristo. E ancora non ci vogliamo dimenticare degli ospedali, gli ospizi, le carceri, le case famiglie, Signore, quel luogo dove c'è tristezza, desolazione, afflizione. Ti preghiamo, Signore Dio, che la tua parola possa penetrare in quei luoghi e possa portare refrigerio e salvezza. E ancora, Padre d'amore, mettiamo questa riunione nel palmo della tua mano santa. Ti preghiamo, Signore, ungi le labbra del tuo cuore, ma soprattutto ungi il nostro udito e che i nostri cuori si aprano affinché possiamo ricevere questo messaggio che scende dal cielo. E a te, oh Padre, vogliamo dare tutta la lode e la gloria che è in Cristo Gesù, il benedetto in eterno. Amen, amen e amen. Alleluia. Gloria a Dio. Amen. Se c'è qualcuno che vuole testimoniare per la gloria di Dio, lo possiamo fare in questo momento. Amen. Pace Chiesa, è doveroso ringraziare il Signore perché io non lo faccio mai. È passato quasi un anno e non ho mai testimoniato, non è qualche volta. Io voglio ringraziare il Signore perché so che i miei giorni sono nelle sue mani. Lo voglio ringraziare per tutto quello che ha fatto in questi anni, non solo in questo anno. Perché il Signore, Lui mi ha creato e mi sta facendo una donna come piace a Lui, come Lui ha voluto crearmi. E io sono a sua disposizione per rendermi, perché so che la mia fiducia in Lui è completa. So che Lui porta a compimento tutto quello che ha scritto nel suo libro. E voglio che il Dio abbia fiducia di me, che io non venga meno nella promessa che mi ha fatto il giorno che mi ha salvata. Però lo voglio ringraziare perché noi insieme alle altre sorelle della Chiesa di Napoli facciamo sempre il decreto nel 365. E in quei decreti il Signore non mi ha mai abbandonata. Ogni anno me ne ha portato uno a termine. E io lo ringrazio per questo. Anche quest'anno ne ha portato un altro. Anzi, 2. Lui sa quello che gli ho chiesto. L'uscita di mio marito, non a casa, dove voleva lui. Basta che mio marito usciva. E sono già la 3ª volta che esce. Che la Chiesa sia sempre più unita. Che il nemico non può prevalere contro la nostra Chiesa, perché noi siamo più che vincitori in Cristo Gesù. E io voglio ringraziare il Signore perché io lo so, sarò scoraggiata, sarò combattuta, cadrò anche in questi giorni che Lui mi ha messo davanti. Però io ho una certezza nel cuore, in tutto quello che io ho attraversato e dovrò attraversare, il Signore mi dà la mano. E io ho la sua forza, la sua gioia che ogni mattina mi accompagna. Perché io quando mi alzo la mattina, prima di mettere i piedi per terra, dico, oggi è un altro combattimento. Ma non contro carne e sangue, come ci dice il Signore, contro i principati, le potestà, e sono qua, Signore, a tua disposizione, e lo voglio fare ancora, perché Lui, tutto quello che di buono è in me, l'ha messo Lui, perché prima di Lui io non ero così. Lo ringrazio per i miei figli, per mio marito, per la Chiesa spirituale, lo ringrazio per qualsiasi cosa, per tutto, non lo so. Voi sapete, perché siete cari fratelli, sapete, avete fatto l'esperienza e sapete le cose che il Signore fa. Però il nostro cuore deve essere disposto, perché io voglio che il mio cuore sia allineato al cuore di Dio e voglio ricercare sempre la sua faccia, perché senza la faccia del Signore non possiamo nulla. Perché io dico, Signore, io mi metto a disposizione, però so che tu vuoi la mia comunione vera con te, perché senza di quella io non posso essere riempita. Se io non salgo al suo monte, se non mi prostro davanti a Lui e mi umilio davanti a Lui, io non posso andare al mondo e parlargli, perché la persona che ho di fronte dice, ma che stai dicendo? Ma io voglio andare a quel monte santo per essere svuotata e riempita di Lui. E questo è l'augurio mio che faccio a tutta la Chiesa, sia di Mondragone che di Napoli. Dio vi benedica grandemente. Alleluia. Se c'è qualcun altro? Gloria a Dio. Alleluia, che gioia stare qui, che gioia stare alla presenza di Dio. Mentre stavamo in adorazione il Signore mi rammentava e diceva, in primis alla mia vita, e diceva, di al mio popolo di riscattare il tempo,
perché i tempi sono malvagi. Riscattare il tempo vuol dire stare alla presenza di Dio, non dare il superfluo. Questo lo dico prima alla mia vita, ma di spendere la maggior parte del nostro tempo ai piedi del Signore. E io pensavo e dicevo: Signore, ma cosa significa questa cosa? E il Signore mi diceva: fate attenzione all'ozio, alla pigrizia. La pigrizia porta all'ozio, l'ozio porta alla perdizione. Il re Davide stava oziando su quella terrazza, vide Betsheba e con quel suo poco essere vegliante, quell'ozio, quella pigrizia l'ha fatto cadere. E noi dobbiamo stare attenti. La Bibbia è piena di esempi palesi che il Signore ci ha lasciato affinché noi dobbiamo prendere forza su quegli esempi e non fare gli stessi errori che sono stati fatti da coloro che erano prima di noi. Quindi il Signore mi rammentava e ci rammentava questa cosa: fai attenzione all'ozio, fai attenzione alla pigrizia, perché è quella piccola cosa che può sembrare innocua. Vabbè, che fa? Vabbè, leggo dopo, vabbè, prego dopo. Entriamo in un vortice dove non ce ne accorgiamo e la nostra vita man mano si allontana dalla presenza di Dio. Quindi l'esortazione che mi do e che vi do: facciamo attenzione alla pigrizia. Amen. È un verme che entra nella nostra vita e come fa nella mela che fa buchi, così fa nella nostra vita. Non diamo spazio al nemico. Dio ci benedica. Alleluia. C'è qualcun altro? C'è qualcun altro? Amen. Pace. No, volevo raccontare la testimonianza di mio padre perché mamma mi è stata troppo... Volevo dire che nella vita di mio padre c'è stato un grande miracolo perché Dio sa in questo anno quello che la mia preghiera qual era. Io lo so che Dio non mi lascia e non mi abbandona mai. Però avevo bisogno di mio padre. Mio padre penso che l'avete capito, è un detenuto da oltre 12 anni per la legge, perché lui non usufruisce di nessun beneficio, perché mio padre ha un carattere molto particolare e quindi il suo fine pena era nell'ottobre 2031. Mio padre il 31 di dicembre esce e festeggia il primo dell'anno con mia mamma e per me questa è una vittoria. E Dio sapeva il mio cuore, la mia preghiera. Vorrei dire tante cose, però Dio conosce il mio cuore. Sono felice per mia mamma, per tutti i sacrifici che ha fatto in questi anni. Dio te ne renda non il doppio, non il triplo, tu lo sai quello che sei per me. Dio mi benedica. Dio è buono, amen. Dio è buono e guarda i cuori. Dio guarda il cuore, amen. Allora ci prepariamo anche per l'offerta, però vorrei fare 2 annunci. Il primo annuncio è che domenica in chiesa a Casandrino faremo il brindisi di fine anno. Chi può venire? Facciamo il brindisi di fine anno in chiesa. E per la riunione di Mondragone mercoledì la facciamo alle 5. L'anticipiamo alle 5, va bene? Ci siamo? Ok? Allora prendiamo l'offerta, dai. Alleluia. Preghiamo per l'offerta. Signore Dio, Padre Santo, ti ringraziamo ancora per questa offerta, Padre, che diamo con tutto il nostro cuore. Vogliamo ringraziarti per come ci dai l'opportunità di dare, Signore, e noi vogliamo dare per l'avanzamento del tuo regno. Ti preghiamo ancora di benedire il tuo popolo, la tua eredità, Signore. Prenditi cura, Padre, di chi è nel bisogno. E a te diamo tutto alla lode e alla gloria, che è in Cristo Gesù, il benedetto in eterno. Amen. Alleluia. Ti offri
offrirò, mentre canterò. Se vivo di te, non c'è niente in me, ma mi ascolterai e sorriderai se ti loderò con quello che farò. La mia vita canti a te, La mia vita la mia vita canti a te. Con i giorni miei ti darò chi sei, ti darò sincerità. La mia vita canti a te, la mia vita canti a te, la mia vita canti a te. Amen, alleluia. Gloria a Dio. Vogliamo ascoltare ciò che Dio ha messo nel cuore del suo servo questa sera. Sicuramente Dio parlerà alle nostre vite. Signore, parla. Il tuo popolo ti ascolta. Amen. Alleluia. Alleluia, pace a tutti e pace a coloro che ci seguono da casa. Io non so se voi come me, prima di iniziare ho fatto spegnere il condizionatore, ma c'è un fuoco, c'è una presenza di Dio meravigliosa che veramente è come il fuoco che ci fa sentire un calore incredibile, fratelli cari. Io non so, ma penso anche voi, perché veramente la presenza di Dio in questa sera è forte, è meravigliosa. E sono certo e fiducioso che anche attraverso questa meditazione della parola di Dio, Dio vuole continuare a benedirci oltre tutto quello che già ci sta donando in questa prima parte. Sapete, è un tempo particolare, si parla di natività, ma Dio ha messo una parola che è proprio controcorrente alla natività di questo tempo. Il mondo, sapete, festeggia questo, noi grazie a Dio no, ma Dio ha messo una parola nel mio cuore proprio ieri mentre meditavo la parola, e che vi voglio parlare della crocifissione di Gesù. Quindi vogliamo prendere tutti insieme, la troviamo un po' diciamo in tutti i Vangeli, però Dio ha messo nel mio cuore da Matteo capitolo 27, dal versetto 26 al 53. Matteo 27, se abbiamo preso vogliamo anche pregare dal versetto 26 al 53. Amen. Alleluia, Padre, a te la gloria, Signore, a te la gloria, Padre. Signore Dio nostro, noi ancora in questa sera, Signore, ti siamo grati con tutto il cuore per come ci fai, Signore, ascoltare, Signore, il consiglio della tua meravigliosa parola, Signore. Grazie, Signore, per come tu sei colui, Signore, che ancora attraverso di essa vuoi parlare a ciascuno di noi, Signore. E io ti sono grato con tutto il cuore, Signore, e ti chiedo come sempre, papà, che sia la guida e l'unzione del tuo Spirito sulla mia vita affinché ogni mia parola non sia mia ma sia dettata dalla tua volontà. Benedicici, Signore, in questa assemblea di santi che siamo qui radunati per te, Padre, per onorarti, per benedirti e per adorarti, ma soprattutto per ascoltare, Signore, ciò che tu vuoi dire alle nostre vite. Ti siamo grati di vero cuore, nel nome di Gesù, benedetto in eterno. Amen, alleluia. Allora leggiamo, fratelli cari, da Matteo 27, dal versetto 26 fino al 53. Faremo una bella lettura insieme. Dice così: allora egli liberò loro Barabba e dopo aver fatto flagellare Gesù lo diede loro perché fosse crocifisso. Allora i soldati del governatore, avendo condotto Gesù nel pretorio, radunarono attorno a lui tutta la corte e spogliatolo gli misero addosso un manto scarlatto e intrecciato una corona di spine gliela posero sul capo e gli misero una canna nella mano destra e inginocchiandosi davanti a lui lo schernivano dicendo: salve, o re dei Giudei.
Poi sputandogli addosso presero la canna e con quella lo percuotevano sul capo, e dopo averlo schernito lo spogliarono di quel manto e lo rivestirono delle sue vesti, poi lo condussero via per crocifiggerlo. Ora uscendo incontrarono un uomo di Cirene di nome Simone, che costrinsero a portare la croce di Gesù, e giunti sul luogo detto Golgota, che vuol dire il luogo del teschio, gli diedero da bere dell'aceto mescolato con fiela, ma egli, avendolo assaggiato, non volle berne. Dopo averlo crocifisso si spartirono le sue vesti, tirando a sorte affinché si adempisse ciò che fu detto dal profeta: hanno diviso tra loro le mie vesti e sulla mia tunica hanno tirato a sorte. Postisi quindi a sedere, gli facevano la guardia. Al di sopra del suo capo posero anche la motivazione scritta della sua condanna: costui è Gesù, il re dei Giudei. Allora furono crocifissi con lui 2 ladroni, uno a destra e l'altro a sinistra, e coloro che passavano di là lo ingiuriavano scuotendo il capo e dicendo: tu che distruggi il tempio, in 3 giorni lo ricostruisci, salva te stesso se sei il figlio di Dio, scendi giù dalla croce. Similmente anche i capi dei sacerdoti con gli scribi e gli anziani, facendosi beffe, dicevano: egli ha salvato gli altri e non può salvare se stesso. Se è il re di Israele, scenda ora giù dalla croce e noi crederemo in lui. Egli si è confidato in Dio, lo liberi ora se veramente lo gradisce, poiché ha detto: io sono il figlio di Dio. Anche i ladroni crocifissi con lui lo ingiuriavano allo stesso modo. Dall'ora sesta fino all'ora nona si fecero tenebre su tutto il paese. Verso l'ora nona Gesù gridò a gran voce dicendo: Eli, Eli, lama sabachthani, cioè Dio mio, perché mi hai abbandonato? E alcuni fra i presenti udirono questo, dicevano: costui chiama Elia. E in quell'istante uno di loro corse, prese una spugna, l'inzuppò d'aceto e infilatala in cima ad una canna gli diede da bere. Ma gli altri dicevano: lascia, vediamo se viene di a salvarlo. E Gesù, avendo di nuovo gridato con gran voce, rese lo spirito. Ed ecco il velo del tempio si squarciò in 2, da cima a fondo la terra tremò e le rocce si spaccarono, i sepolcri si aprirono e molti corpi dei santi che dormivano risuscitarono, e usciti dai sepolcri dopo la resurrezione di Gesù entrarono nella santa città e apparvero a molti. Fin qui la parola di Dio, anche se più avanti prenderò qualche altro versetto. Vedete, fratelli cari, ho iniziato questo passaggio della parola di Dio, conoscete un po' tutta la storia, ma da questa decisione, anche di Ponzio Pilato, anche il fatto che si sia lavato le mani non è colpevole, anzi è colpevole forse più degli altri, perché quello non significava essere innocente di quel sangue, però in questo caso lui fa decidere al popolo, il popolo decide per Barabba, e quindi siamo a questi passaggi che abbiamo preso in questa sera, dove al posto di Gesù viene scelto Barabba, un malfattore. E dice questa parola, fratelli cari, che allora egli liberò loro Barabba, e dopo averlo fatto flagellare Gesù. A volte siamo troppo, sintetici, siamo troppo superficiali nel leggere la parola di Dio. Io mi soffermavo su questa flagellazione che il Signore aveva ricevuto prima di poi andare sulla croce. E flagellare, fratelli cari, era qualcosa di doloroso, qualcosa di immane, qualcosa di una tortura che il popolo, romano faceva in modo crudelissimo. Sapete, erano delle cordicelle di pelle legate ad un bastone, alla cui punta c'erano degli ossi o dei piccoli ferretti che percuotevano la schiena del malcapitato, in questo caso il Signore, che veniva legata ad un palo spogliato e veniva frustato sia a destra che a sinistra. C'erano 2 persone che frustavano, in questo caso il nostro amato Gesù. E vedete, mi ricordavo di questa scena e di quello che egli ha patito per me e per te, di quello che ha dovuto subire, di questa carne che veniva strappata dalla sua schiena, e di tutta poi la sofferenza che ha dovuto subire, fratelli cari, perché noi a volte siamo, come diceva il fratello prima nella testimonianza, forse siamo troppo superficiali o non riusciamo a comprendere questa grazia meravigliosa che Dio ha dato a tutti noi, quello di essere qui in questa sera, quello di essere chiamati figli dell'Iddio vivente, ma quello di ricevere anche da parte di Dio
tutte le cose che Egli ha preparato. Io in questa sera voglio parlarvi anche di guarigione. Perché, fratelli cari, la flagellazione del Signore mi portava proprio a riflettere ciò che ha prodotto dopo essere stato flagellato. Non solo quello che ha dovuto subire anche dopo, ma anche la flagellazione. A volte corriamo troppo e non riusciamo a capire che veramente il Signore, come dice la parola in Isaia 53,5, cosa dice? Mediante le sue lividure noi siamo stati guariti, dice la parola. E mediante queste lividure, mediante queste frustate, mediante questo strappare la carne dalla schiena di Gesù, noi possiamo ricevere guarigione. Abbiamo già ricevuto guarigione in verità, perché, fratelli cari, noi quando parliamo di guarigione parliamo solo di guarigione fisica, c'è anche quella, gloria al nome di Gesù, ma c'è anche la guarigione spirituale, fratelli cari. La guarigione, fratelli cari, include i due aspetti, uno è il fisico, ma è anche lo spirituale. Perché Gesù, fratelli cari, attraverso la flagellazione, attraverso tutto quello che ha ricevuto, noi possiamo ricevere guarigione, anche nel cuore, come se noi siamo qui presenti, fratelli cari, perché noi attraverso le sue lividure, attraverso quello che Lui ha patito, noi siamo qui presenti. Noi siamo stati guariti, fratelli cari, siamo stati guariti spiritualmente, perché ognuno di noi, fratelli cari, era morto, dice la parola, nei falli e nei peccati. Ma il Signore è venuto, fratelli cari, si è piegato il suo dorso, l'ha posto sotto i suoi schernitori e ci ha dato guarigione, come diceva, spirituale nel cuore, ma anche una guarigione fisica. Anche una guarigione fisica. Noi a volte diciamo molto semplicemente, e per le tue lividure noi siamo stati guariti. Diciamo con semplicità queste parole, a volte non riuscendo a comprendere, a capire, fratelli cari, ciò che il nostro amato Gesù ha dovuto patire affinché noi potessimo ricevere salvezza, e non solo salvezza, ma anche guarigione nel corpo. Ha patito, fratelli cari. Ecco perché noi a volte, fratelli cari, dobbiamo essere più decisi, determinati a dire sì, Signore. Perché tu hai patito, hai ricevuto, Signore, quelle frustate, la carne è stata strappata e noi per tutto quello che tu hai dovuto patire, noi sappiamo di aver ricevuto guarigione. Perché Egli ha pagato, fratelli cari, dice la parola di Dio, e lo troviamo in 1 Giovanni al capitolo 3 al versetto 8, che per questo è stato manifestato il Figlio di Dio per distruggere le opere del nemico, del diavolo. Perché, fratelli cari? Perché? Perché bisognava pagare, fratelli cari, una somma. Bisognava pagare qualcosa per il peccato commesso, fratelli cari. E dice la parola di Dio che Gesù è stato manifestato per questo, per distruggere le opere del diavolo. Ma perché? Perché sapete, attraverso la disubbidienza dell'umanità in senso generale, attraverso l'allontanamento da Dio, ha fatto sì che il nemico potesse, attraverso il peccato, portare nel mondo sia le malattie che le infermità. E dice la parola di Dio, per questo è stato manifestato Gesù, dirà Giovanni nella sua prima epistola, affinché le opere del nemico fossero distrutte. E le opere del nemico, fratelli cari, sono state distrutte in virtù di quello che il Signore ha patito. Ma andiamo avanti nella parola, perché dice il Signore, abbiamo visto questo primo aspetto dove mi sembra semplicemente che questo nostro Signore è stato condotto alla croce, ma ha dovuto subire tanto, fratelli cari, perché ancora dice la parola di Dio che i soldati lo schernivano, lo beffavano, fratelli cari, gli avevano messo una corona di spine in testa, gli avevano messo un manto scarlatto addosso, proprio per dire in modo beffardo che lui era il re. Vedete che cosa il creatore, fratelli cari, ha dovuto subire dalla sua creatura. Noi a volte non riusciamo a riflettere veramente, perché io dicevo, ecco perché dicevo, siamo in tempo in cui si pensa alla natività del nostro amato Gesù, si pensa al Natale, non è questo giorno, lo sapete meglio di me, non ve lo devo dire io. Ma oggi il mondo è in festa perché si pensa che il nostro amato Gesù sia nato in questo giorno. Ma non si pensa effettivamente ciò che ha dovuto patire per me e per te, per riconciliare quest'umanità, questo mondo di nuovo al Padre. Si pensa a festeggiare, si pensa a fare tanta baldoria, ma non si pensa effettivamente che questo amato Signore, è vero che è nato un giorno, non si sa quando,
ma ciò che ha dovuto patire per me e per te, ciò che ha dovuto pagare per me e per te affinché potessimo ricevere guarigione spirituale ma anche fisica. E dice la parola di Dio, fratelli cari, che anche i soldati lo scherrivano, lo beffavano. Io riflettevo oggi, ho avuto alcune telefonate, riflettevo oggi insieme con mia moglie. Ma come siamo così sensibili quando ci accade qualcosa? O ci dicono forse una parola sconcia, subito scattiamo come dei vulcani. Ma com'è possibile? Come si sente una parola? O qualcuno forse ti tocca il piede, ti tocca qualcosa forse di personale. Siamo subito, fratelli cari, pronti ad esplodere. Partiamo come un vulcano, come un Vesuvio ed esplodiamo. E diciamo e facciamo tante cose. E io, meditando di questo passaggio della parola di Dio, dico: guarda il mio amato Gesù, come ha dovuto subire, sopportare, ricevere tante beffe dalla sua creatura, lui che era il creatore. E noi non abbiamo imparato, fratelli cari, non abbiamo imparato, perché subito scattiamo, subito ci arrabbiamo, subito vogliamo dare addosso, subito vogliamo farci le nostre ragioni. E pensavo: Gesù, agnello mutolo davanti ai suoi tosatori, dirà Isaia, e non aperse bocca, fratelli cari. Noi dobbiamo imparare, fratelli cari, dobbiamo imparare da Gesù, da quello che egli ha fatto, ma anche dal suo comportamento, da come è stato umiliato, è stato beffato, ma stando sempre lì, veramente come un agnello mutolo davanti ai suoi tosatori, non apriva bocca. E tutti si prendevano, dice la parola di Dio, si prendevano a beffa di lui, i soldati, i capi, tutti. Finanche, fratelli cari, ad essere condotto sulla croce, a portare la croce. Ma abbiamo letto, fratelli cari, che talmente che le frustate aveva ricevuto sul suo dorso, talmente che era così sofferente, dice la parola, che lui non riuscì a portare quella croce. C'è stato un uomo, Simone di Cirene, che ha dovuto portare la croce al posto suo, talmente di quella flagellazione che il nostro amato Gesù aveva ricevuto. E dopo tutto questo, fratelli cari, è stato inchiodato alla croce. Pensate un po' ai chiodi, fratelli cari, che entrano nelle sue mani, e i chiodi, fratelli cari, che entrano nei suoi piedi, e sta lì. E anche lì, appeso ad una croce, fratelli cari, sta lì che lo ingiuriano. Sta lì. Tutti lo ingiuriano. Chi dice: egli ha salvato gli altri, perché non salvi se stesso? Se lui è il re dei giudei, perché non scende giù dalla croce? Qualcuno gli vuole dare da bere della ceta e qualcuno gli dirà: no, lascia stare, non ce n'è bisogno. Ma ad un certo punto, fratelli cari, c'è una sofferenza maggiore del nostro amato Gesù, che noi dobbiamo comprendere e capire, affinché quella sofferenza io e te non la potessimo vivere. Io non sto parlando della crocifissione, fratelli cari, io vi voglio parlare di un altro aspetto. Io vi voglio parlare che quando lui è sulla croce, dopo tutte queste sofferenze che ha ricevuto, questo dolore, sta inchiodato alla croce. E la sofferenza più grande, sapete qual è, fratelli cari? È quando lui ha gridato: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Sentire, fratelli cari, la lontananza del Padre era qualcosa di distruttivo nella sua vita. Oltre a tutte le sofferenze, al dolore fisico, lui ha dovuto subire, fratelli cari, anche l'allontanamento dal papà. Non sentiva più quella presenza, non sentiva più il papà che era vicino a lui, perché lui si era caricato dei miei e dei tuoi peccati. E lui non sentiva più quella presenza. E lui fa questa preghiera meravigliosa, fratelli cari. Oltre a tutto il dolore, chiede al papà: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Ma è anche una preghiera, fratelli cari. È una preghiera che lui si rivolge al papà sapendo di quello che doveva vivere e passare. E stava vivendo quel momento particolare. Sapete perché? Lui ha sperimentato tutto questo, fratelli cari, e nessun mai ha sperimentato quello che ha sperimentato Gesù, questa lontananza dal papà, questa divisione dal papà, affinché io e te non potessimo vivere questo. Questa è la verità, fratelli cari. Lui è stato abbandonato affinché io e te non fossimo abbandonati. Questa è la verità.
Ma in tutta questa sofferenza, fratelli cari, che vi sto descrivendo, c'è qualcosa che, essendo inchiodato alla croce, sale nel suo torace, perché essendo inchiodato alla croce, fratelli cari, il liquido comincia a salire, comincia a sentire un dolore al petto, soffocante, il cuore viene oppresso, fratelli cari, che ad un certo punto, dice la parola di Dio, fa questo grido. Non è scritto nel Vangelo di Matteo, ma è scritto nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 19, al versetto 30. Oltre a questa preghiera lui dirà: Padre, tutto è compiuto. Rese lo Spirito al Padre ed è tutto compiuto. Cioè, fratelli cari, lui ha compiuto ogni cosa, ma in quel compiuto c'è la mia e la tua vittoria, c'è la vittoria di Gesù, non c'è una sconfitta. Chi si ricorda bene, fratelli cari, era uno scandalo per i giudei. E i greci chiedevano sapienza, perché per loro non era ammissibile che un Dio così potente potesse morire di quella morte, una morte umiliante. Ma quella morte, fratelli cari, ha fatto sì che noi non vivessimo quello che lui ha vissuto. Sentire Dio lontano, fratelli cari, è qualcosa di straziante. Non sentirsi Dio vicino nelle nostre vite è qualcosa che ci... Come posso dirvi? È qualcosa che ci fa rattristare il cuore. Vi ricordate di Davide che pregava continuamente quando non sentiva più la presenza di Dio nella sua vita? E Dio, Gesù, fratelli cari, ha fatto questo per me e per te. Lui è abbandonato affinché io e te non potessimo mai sperimentare questo tempo, questo momento, affinché tu non fossi mai abbandonato. Difatti, fratelli cari, dice la parola di Dio in 2 Corinzi 5,21, che pur non avendo mai peccato il Signore, perché lui dirà Giovanni, è un agnello senza peccato e senza macchia, quando lo presenterà al mondo. E in questo passaggio di 2 Corinzi 5,21 dice che lui non aveva mai peccato, ma il Padre lo ha fatto diventare peccato per noi, per me e per te. Si è caricato il mio e il tuo peccato. E dice la parola di Dio, sempre in Matteo 20, versetto 28, che la sua vita è stato come prezzo di riscatto per tutti noi. Ma voglio arrivare anche a quello che poi Dio ha messo veramente nel mio cuore, oltre alla guarigione che noi abbiamo ricevuto, alla guarigione, fratelli cari, che in questa sera ognuno di noi deve ricevere e chiedere. Per quello che stiamo leggendo in questa parola, noi dobbiamo ricevere la guarigione da parte di Gesù, perché Egli l'ha pagata quella guarigione. E noi la dobbiamo prendere con forza, fratelli cari, perché per quella flagellazione, per quelle lividure che noi stiamo leggendo in questa parola, per quella sofferenza, noi abbiamo ricevuto guarigione. E non solo spiritualmente, ma anche nel fisico, nel corpo. E la guarigione non era solo per quel tempo, ma la guarigione è per quanti crederanno in Lui anche in questo tempo. E noi siamo di quelli, fratelli cari, che crediamo e amiamo il nostro amato Gesù per quello che Egli ha fatto. Ma dice la parola di Dio, fratelli cari, che Egli è stato abbandonato affinché noi non fossimo abbandonati, è scritto nel Salmo 22, al primo versetto. Ma dice la parola di Dio, fratelli cari, che dopo tutto quello che vi ho descritto e dopo il compiuto che leggeremo in Giovanni, che è scritto in Giovanni al versetto 30 del capitolo 19, dice la parola, fratelli cari, che dopo tutto questo, dopo aver dato e reso lo Spirito al Padre, dopo aver compiuto ogni cosa e quindi ottenuto la vittoria, dice la parola di Dio, fratelli cari, che la cortina del Tempio si squarciò. Si squarciò, fratelli cari. Io non so chi sa che cosa significa tutto questo. Io in questi giorni mi trovavo a parlare con alcune persone e gli volevo spiegare che anche oggi, parlando di quello che si fa in certi ambienti, che il sacerdozio, secondo la parola di Dio, non dovrebbe più esistere, perché il sacerdozio era un'attività, era un servizio che si faceva nell'Antico Testamento. Attraverso i sacerdoti si offrivano degli animali di sacrificio davanti al Signore. Quindi quel tempo era così, c'era bisogno dei sacerdoti che officiavano tutto questo. Si andava nel Tempio,
che aveva peccato portava una colomba, un agnello, dipende dal peccato, e il sacerdote offriva. E diciamo che in questo tempo non c'è bisogno più di questo ponte tra noi e Dio. Il sacerdozio, fratelli cari, è stato abolito, non occorre. E mentre io cercavo di spiegare questa cosa ad una persona che era molto attento, dall'altra parte c'era un'altra persona che cercava di distogliere questo mio discorso. Poi cosa fa questa persona? Mi chiama dopo, io vedo che questa persona è insistente, è anche una persona anziana, io ho rispetto, quindi mi sto zitto, però questa persona poi andando in un altro luogo mi chiama e dice: no, tu mi devi spiegare il perché il sacerdozio non esiste più. E gli ho spiegato questa cosa, fratelli cari, quello che noi troviamo nella parola di Dio. Perché vedete, noi abbiamo letto che ad un certo punto di questa storia meravigliosa, dove abbiamo visto tutto quello che il nostro amato Gesù ha dovuto soffrire per me e per te, attraverso la sua flagellazione e lividura abbiamo ricevuto guarigione spirituale e fisica, ma ad un certo punto di questa parola che c'entra il Tempio? Dice che dopo che il Signore ha dato e ha reso lo Spirito al Padre, la cortina del Tempio si squarciò. E Giovanni, fratelli cari, è meraviglioso quando descrive questo. Ma cosa voleva dire, fratelli cari? Che cosa vuole dirci a noi in questa sera il Signore? Certo, lui dice che attraverso le mie lividure tu hai ricevuto guarigione. Gloria al nome di Gesù, grazie papà, grazie per questo, Signore. Ma io voglio comprendere ancora di più. Perché se tu mi dici che il velo del Tempio si squarciò, significa qualcosa che io devo capire e comprendere ancora di più in questa sera, di più. E quindi il sacerdozio, fratelli cari, è stato abolito perché questo velo di separazione tra il luogo santo e il luogo santissimo non esiste più. Gesù, attraverso il suo sangue prezioso, una volta e per tutte, è entrato alla presenza di Dio e col suo sangue ha offerto la sua vita davanti al Signore per il mio e il tuo peccato. E il sacerdozio, fratelli cari, è stato abolito. Io e te in questa sera siamo qui per questo evento. Perché Gesù una volta e per tutte, proprio come sommo sacerdote, è entrato alla presenza di Dio e ha offerto se stesso. Dice: papà, questo è il mio sangue, una volta e per tutte, non più il sangue di animali. E questo permette a me e a te di accedere in questa sera alla presenza di Dio. E noi a volte sottovalutiamo anche questo aspetto, fratelli cari. Sottovalutiamo che qui in questa sera c'è la presenza perché c'è qualcuno che ha pagato. Se siamo qui e possiamo dire Abba Padre, caro papà, e chiedere, invocare, lodare, adorare Dio, è perché qualcuno come Gesù, il nostro amato Signore, ha pagato, fratelli cari, ha rotto quel velo di separazione, cioè ha buttato giù quel peccato che ci separava da Dio e ci ha dato libero accesso alla presenza del Padre come in questa sera. Noi siamo qui alla presenza di Dio, fratelli cari. E non sottostimiamo questo, quando si viene nella casa di Dio come se io dovrei adempiere forse un altro sacrificio o faccio un sacrificio per venire nella casa di Dio. Fratelli cari, c'è qualcuno che ha pagato a caro prezzo affinché in questa sera io e te potessimo essere ancora alla presenza di Dio, senza impedimenti, senza muri alzati, senza allontanamenti. Perché c'è qualcuno, fratelli cari, che ha dovuto pagare per me e per te. Allora, fratelli cari, tornando alla parola di Dio, tutto è compiuto, fratelli cari. Noi non dobbiamo aggiungere niente. Non possiamo aggiungere niente, perché il tutto compiuto di Gesù è un inno di vittoria. Ha detto al papà: io ho fatto tutto. Io ho fatto tutto, ho compiuto tutto quello che tu mi hai comandato a fare. Io, per me e per te, per quanti crederanno in Gesù, Gesù ha fatto tutto, fratelli cari. Ecco perché un giorno lui potrà dire: io sono la via, la verità e la vita, e nessuno va al Padre se non per mezzo di me. Tu che mi ascolti da casa, l'unica via è Gesù. L'unica via, l'unica certezza, l'unica verità è Gesù. L'abbiamo letto nella sua parola. Abbiamo letto che lui si è offerto con il suo sangue prezioso affinché noi possiamo accedere al Padre e affinché noi non possiamo subire quello che Gesù ha subito, perché Gesù l'ha subito, fratelli cari, affinché io e te non potessimo subire quello che egli ha patito, i chiodi nelle mani,
la corona di spine sulla testa, le frustate, fratelli cari. Ma per fare tutto questo, fratelli cari, per dire oggi a me e te, vieni alla presenza del Padre, puoi accedere e puoi anche chiedere guarigione nel nome di Gesù, perché l'abbiamo letto in questa parola. Questa è la verità. Tu non solo sei alla presenza di Dio e non ci sono più impedimenti, non c'è più qualcuno che deve fare qualcosa per te. Oggi ci sono ancora coloro che intercedono, offrono sacrifici, perché messe in certi ambienti significa proprio sacrificio. E c'è qualcuno che offre continuamente quei sacrifici. E c'è anche l'arroganza che un uomo come me e te offre in sacrificio, e il sacrificio è Gesù. Vedete l'arroganza degli uomini in questo tempo. C'è ancora l'arroganza di offrire in sacrificio Gesù. Ma grazie siano rese a Dio, fratelli cari, che attraverso questa meravigliosa parola Lui ci ha dato la verità, ma soprattutto questa verità ci ha reso liberi dalla schiavitù che vivevamo prima. E questa libertà, fratelli cari, è costata il sangue di Gesù, e questa libertà ci permette in questa sera di stare alla presenza di Dio, perché Dio è qui presente. Questa è la verità, fratelli cari. Se non avessimo ancora compreso questo, in questa sera il Signore vuole dirci proprio questo. Attraverso il mio sangue, ti dice Gesù, io ho pagato per te, tu puoi accedere alla presenza di Dio e puoi ricevere la guarigione che stai chiedendo, perché attraverso la flagellazione, le frustate che Gesù ha ricevuto, tu puoi ricevere guarigione, perché c'è stato qualcuno che ha pagato, ha dovuto pagare per quel peccato, fratelli cari, ha dovuto pagare a caro prezzo, e quel caro prezzo era il sangue di Gesù. Non più il sangue di agnelli o di capri o di becchi o di altro, ma il sangue di Gesù. Ha dovuto ripagare al Padre ciò che l'umanità aveva commesso, per ristabilire quella comunione che l'umanità attraverso il peccato, fratelli cari, attraverso l'entrata del peccato nel mondo, quindi l'infermità, le malattie e tutte le cose negative che il nemico poi di Dio ha prodotto in questa umanità. Ma c'è stato qualcuno, fratelli cari, che è andato sulla croce e ha detto: Padre, ho pagato tutto, tutto è stato compiuto. E il popolo, fratelli cari, che riceve Gesù e crede in Gesù può accedere alla presenza di Dio e chiedere a Dio, fratelli cari, chiedere a Dio quale sia il tuo bisogno. Io parlavo di guarigione perché Isaia 53,5 ci diceva proprio questo. Un profeta 700 anni del Signore, dell'evento Cristo, predicava e profetizzava questo, che attraverso le lividure di Gesù noi abbiamo ricevuto guarigione, e non solo quella del cuore, ma anche quella fisica. Allora, fratelli cari, come si diceva anche nella testimonianza, non siate oziosi, e soprattutto quando si viene nella casa di Dio non state nella casa di Dio con semplicità, ma stiamo con un santo timore, perché noi, se in questa sera siamo qui e quanti si sono radunati in varie parti del mondo, perché c'è stato qualcuno che ha dovuto pagare, ha dovuto abbattere qualcosa e ha potuto permettere a me e a te in questa sera di essere alla presenza di Dio, alzare le mani, lodare il nostro amato Gesù, adorarlo, ringraziarlo, ma c'è stato qualcuno che ha pagato. E noi vogliamo ringraziarlo, fratelli cari. Ecco perché vi dicevo, questa parola mi sembra un po' in controtendenza per quello che si sta vivendo in questo tempo. Quanti stanno meditando effettivamente di ciò che ha dovuto patire Gesù per me e per te? Si ricorda la sua nascita, si festeggia, si beve, si brinda, ma poi non si riesce a comprendere, fratelli cari, effettivamente quale sia stato la ministerialità, il sacrificio, il servizio che Dio ha mandato a fare a suo figlio Gesù. Un servizio, fratelli cari, per me e per te. Per me e per te, per riconciliare questa umanità lontana da Dio a Dio stesso. E noi vogliamo ringraziare Dio per come siamo qui, per come siamo stati guariti, spiritualmente parlando. E vogliamo ringraziare Dio, dire grazie papà, perché tu ci hai guariti, perché ognuno di noi, fratelli cari, viveva lontano da Dio.
io e te non eravamo migliori degli altri, non lo eravamo, fratelli cari. A volte ci sentiamo un po' migliori degli altri perché questa parola è arrivata nel nostro cuore. Non ti sentire migliore, ma anzi, abbiamo un peso nel cuore, fratelli cari. Abbiamo un peso nel cuore in questo tempo per chi non conosce questa verità e che Dio vuole che noi annunciamo, fratelli cari. Non proprio in questi tempi particolari dove certo ci sono delle festività, ma dove le famiglie si radunano, si mettono insieme, cenano, mangiano. È proprio lì, fratelli cari, che noi dovremmo fare la differenza e testimoniare, fratelli cari, di ciò che effettivamente abbiamo letto in questa parola e comprendere effettivamente con dolore nel cuore ciò che il mio amato Gesù ha dovuto patire per me e per te. Ma non solo per me e per te, perché Giovanni in 3,16 dirà che Dio ha tanto amato il mondo che ha donato Gesù per la salvezza del mondo. Ma che questa salvezza, fratelli cari, questa parola, spetta a me e a te di poterla annunciare agli altri. Questa verità che nel nostro cuore sta a me e a te poterla dire agli altri. Quella guarigione che abbiamo ricevuto nel cuore è anche fisica, perché no? Sta a me e a te dirla agli altri, raccontarla. Che questo Gesù è un Gesù che è morto, sì, ha dovuto patire, sì, ha versato il suo sangue, ma questo Gesù ha riportato la vittoria. Questo Gesù vuole ancora salvare, vuole ancora guarire, vuole ancora liberare, fratelli cari. Non è un Gesù più appeso alla croce, come molti insegnano. Gesù è sceso dalla croce. Dice la parola di Dio nell'ultimo passaggio che abbiamo letto, che ci fu anche una grande resurrezione in quel tempo, a testimonianza proprio che Gesù è risorto. E molti testimoni, dice la parola di Dio, sono entrati in città e molti li hanno visti. Persone, uomini e donne morte che il Signore attraverso la sua crocifissione ha dato la vita. Perché Gesù è la vita, fratelli cari. E noi dobbiamo dire a questo mondo che Gesù è la vita, che Gesù vuole guarire il nostro cuore, vuole guarire il cuore malato di questa umanità. E sta a me e a te, alla sua Chiesa in questo tempo, come dirà il Signore. La sua Chiesa è posta come un candelabro su un monte per illuminare, per testimoniare, annunciare, fratelli cari. Non per cercare di stare insieme agli altri, per non inimicarci gli altri. Sapete, tempo fa, faccio una breve testimonianza, io sono stato il primo della mia famiglia ad accettare Gesù nella mia vita. Il primo. La mia famiglia tutti di Pompei, quindi tutti idolatri come me, non ero meglio, ma Gesù ha avuto pietà di me. E quando andavamo da mamma e papà, che papà c'era ancora, e le mie sorelle, che 3 di loro stanno fuori Napoli, quindi approfittavano di queste festività per tornare giù. E andavamo da mamma, ci riunivamo tutti i figli, come succede penso anche oggi. Quando andavamo lì, certo, io ad un certo punto c'erano i servizi di culto, io lasciavo e andavo via. E le mie sorelle, i miei cognati, i miei nipoti mi giudicavano, mi criticavano sempre, perché loro dicevano: ma com'è possibile che noi facciamo 600-700 km per venire e stare con voi? Voi lasciate la tavola e ve ne andate. È tosta, fratelli cari, è tosta. Però sapete che cosa succede? Che molti pensano che quando accade questo nella tua vita è un momento temporaneo, dice vabbè passerà, ha avuto forse un'infarinatura, ha avuto forse qualcuno gli ha parlato di qualcosa, questo suo pensiero poi passerà. Ma quando vedranno la tua determinazione, ti chiederanno soprattutto, fratelli cari, e vedranno soprattutto quello che tu vivi, allora cominciano un po' a fare un passo indietro, a chiedersi se effettivamente quello che loro fanno o vivono o credono sia la verità. E così accade, fratelli cari, passano degli anni, il Signore comincia a toccare i cuori. Sapete perché quando ti ingiuriavano, io mi immaginavo Gesù, mi ingiuriavano, hai perso la testa,
non vi dico tutto il resto. Un giorno io dico vicino a una delle mie sorelle, vieni a vedere a me, tu ti dici che ti preoccupi di me e fai bene, perché se tu pensi che tuo fratello abbia perso la testa è giusto che ti preoccupi, ma vieni anche a vedere dove va tuo fratello. Se io sono preoccupato di una persona cara a me, io vado a vedere il luogo che frequenta, le persone che frequenta. Io la istigai, lei accettò, venne in chiesa dopo 7 anni e il Signore toccò il suo cuore e da lì il Signore ha toccato il cuore di tanti. Cosa voglio dirvi, fratelli cari, in questa sera? Gesù non è tutto rose e fiori, nasce, muore, nasce, muore. Gesù è quello che abbiamo letto in questa parola, che attraverso le sue lividure abbiamo ricevuto guarigione. La guarigione prima dell'animo, del cuore, dello spirito, prima quella. Poi certo, anche la guarigione fisica, perché no? Ma soprattutto, fratelli cari, noi dobbiamo imparare a testimoniare di quello che Gesù ha fatto, di questa grazia meravigliosa, dono immeritato che Egli ha fatto ad ognuno di noi. A noi che siamo qui in questa sera. Perché se siamo qui, fratelli cari, questa è una grazia, dono immeritato che Dio ha fatto, senza, come posso dire, privilegio per nessuno di noi era meglio dell'altro, ma è una grazia, come dice la parola, che ci è toccata in sorte. E noi vogliamo che questa grazia tocca anche gli altri, che gli altri siano salvati, fratelli cari, che gli altri siano guariti. Allora in questo tempo non ci ricordiamo solo che Gesù nasce, e vabbè, ci credo, non ci credo, poi ci sono sempre dibattiti su questo aspetto, ma testimoniamo di altro, fratelli cari. Testimoniamo di quello che Gesù ha dovuto patire per far sì che questa salvezza possa giungere a tanti cuori, a tante anime. E come diceva, non dico il nome, un noto pastore trucidato, diciamo, sotto il nazifascismo nel 1945, questa non è una grazia a buon mercato, ma è costato il sangue di Gesù. E questa è la verità. Noi in questa grazia in cui ci troviamo è costato il sangue di Gesù e non è poco, fratelli cari. Pensate, il Figlio di Dio, il Creatore, è stato abbandonato dalla sua creatura, dalla sua creazione, ma in quel momento anche dall'Iddio Onnipotente. Pensate Gesù che cosa ha dovuto sperimentare per me e per te. E l'ha fatto finché noi non sperimenteremo mai questa cosa. L'ha sperimentata Lui e nessuno poteva farlo. Ecco perché siamo grati a Dio. Ecco perché, fratelli cari, prendendo questa parola di questa sera, il Signore ha battuto quel velo di separazione, ci ha fatto entrare davanti e nella presenza di Dio come siamo in questa sera. E Lui ci dice in questa sera, io non solo ho fatto questo, ho abbattuto tutta la separazione che teneva lontano l'umanità da Dio, vi ho riconciliato, vi faccio entrare nel luogo santissimo, alla presenza di Dio come noi, e soprattutto attraverso le sue lividure noi possiamo ancora ricevere guarigione nel nome di Gesù. E io ci credo, fratelli cari. Vogliamo fare un canto, ci alziamo in piedi? Io ci credo, fratelli cari. Possiamo ricevere chi non ha ricevuto ancora, e spero di no, e prego di no. Chi non ha ricevuto guarigione nel cuore, nell'anima e nello spirito può ricevere anche quella, ma anche quella guarigione fisica che noi abbiamo letto nella parola di Dio, attraverso le sue lividure, attraverso quello strappare la carne dalla sua schiena, dal suo corpo, noi possiamo essere guariti. Questa è la verità, perché quella guarigione non viene così, fratelli cari, quella guarigione è stata pagata, è stata una guarigione, fratelli cari, che è costata a Gesù la sua carne. Allora in questa sera riceviamo, fratelli cari, e siamo grati a Dio per come ci fa ancora stare alla presenza del Padre. Grazie Gesù. Nessuno di noi poteva fare questo e noi vogliamo ringraziarti di vero cuore, papà, per come in questa sera, Signore, tu ci hai fatto entrare davanti al trono della grazia di Dio e soprattutto ci hai detto che ancora in questa sera, attraverso quello che abbiamo letto, attraverso quello che tu hai subito,
noi possiamo ricevere guarigione nel nome di Gesù. E noi riceveremo guarigione, fratelli e sorelle, tutti insieme, indistintamente. Crediamo, fratelli cari, perché questa è parola di Dio. Facciamo un bel canto tutti insieme e ringraziamo il Signore con tutto il cuore per questo dono che ci ha fatti di essere qui nella casa del Padre. Grazie papà, grazie mio Signore, a te la gloria. Velo si squarciò, Gesù il Salvatore moriva, il sangue suo versò, il corpo suo donò per cancellare i miei peccati. Respiro, tutto compiuto fu, Gesù la morte vinse in croce, le tenebre affrontò, sul nemico trionfò, le nostre vite ha riscattato. La pietra rotolò, ma lui non era lì, la tomba non ha trattenuto il re. Oh morte, il dardo tuo spezzato fu per me, Cristo è risorto e vive. Sempre diamo gloria a te, per sempre innalzato sei, per sempre Gesù vivi, risorto sei, vivente sei. Il cielo si oscurò, il velo si squarciò, Gesù il Salvatore moriva, con tutto il tuo cuore, sangue suo versò, il corpo suo donò, per cancellare i miei peccati. La pietra rotolò, dillo, ma lui non era lì, la tomba non ha trattenuto il re. Oh morte, dardo tuo spezzato fu per me, Cristo è risorto e vive, per sempre diamo gloria a te, per sempre innalzato sei, per sempre Gesù vivi, risorto sei, vivente sei. Cantiamo alleluia, cantiamo alleluia, cantiamo alleluia. Dillo con forza. L'agnello ha vinto. Canta alleluia questa sera. Cantiamo alleluia. Dillo con tutto il tuo cuore. Cantiamo alleluia.
cantiamo alleluia, cantiamo alleluia, dillo, l'agnello ha vinto, cantiamo alleluia, cantiamo alleluia, cantiamo alleluia, per sempre diamo gloria a te, per sempre innalzato sei, per sempre Gesù vivi, risorto sei, vivente sei, per sempre diamo gloria a te, per sempre innalzato sei, dillo, per sempre Gesù vivi, risorto sei, vivente sei. Alleluia, Signore. Grazie Gesù, perché tu vivi per noi, Signore. Grazie, Signore, per il tuo sacrificio sulla croce, Signore. Per come tu, Signore Dio, hai fatto ogni cosa per noi. Grazie, Padre, perché non ci hai giudicati, papà, ma hai offerto il tuo sacrificio, il tuo sangue per far sì che noi potessimo vivere. E noi ti siamo grati con tutto il cuore, Padre. E vogliamo stare ancora per un momento alla tua presenza, papà, perché, Signore, vogliamo esprimere ancora tutta la nostra gratitudine. Vogliamo esprimere attraverso il nostro cuore, papà, il ringraziamento, Signore, anche se non possiamo mai farlo completamente, per tutto ciò che tu hai fatto per noi, per questa grazia che a volte sottostimiamo, non consideriamo abbastanza. Ma questa grazia, Signore, questo accesso al Padre, Signore, è una porta che solo tu potevi aprire. E noi ti ringraziamo per come noi siamo qui alla presenza del Padre, in virtù di quel sacrificio meraviglioso. E soprattutto, come abbiamo letto, papà, noi possiamo ancora ricevere guarigione, Signore, perché è una tua promessa, perché tu hai pagato anche per quelle, Signore. Grazie, vogliamo stare ancora davanti a te, prostrati, adorandoti con tutto il cuore, papà. Grazie Gesù, grazie Signore. Alleluia. Le parole non basteranno mai per esprimerti gratitudine. Questo canto mio certo finirà, mentre tu, mio Dio, mai una fine avrà. Le mie mani alzerò e loderò ancora te, perché ciò che ho è una alleluia, alleluia. Sarà poco ma so che è meglio da offrire ad un re, è un cuore che canta alleluia, alleluia. Una cosa so, verso te aprirò le mie braccia per adorarti, oh Dio. Le mie mani alzerò e loderò ancora te, perché
perché ciò che ho è un alleluia, alleluia. Sarà poco ma so che il meglio da offrire ad un re è un cuore che canta alleluia, alleluia. Oh anima mia, non essere timida innanzi al tuo canto, perché dentro di te dimora un leone. Alzati e lodalo. Oh anima mia, non essere timida innanzi al tuo canto, perché dentro di te dimora un leone. Alzati e lodalo. Oh, Adori le mie mani alzerò e loderò, perché ciò che sarà poco ma so che il meglio da offrire ad un re è un cuore che canta alleluia, alleluia. Alleluia, Signore, a te la gloria. In quel tutto è compiuto ci siamo anche io e te. E proprio in virtù di quello che noi abbiamo ascoltato dalla parola di Dio, noi vogliamo pregare per quanti ancora da casa ci chiedono preghiere. Noi come Chiesa, come corpo di Cristo, vogliamo pregare per questi casi di bisogno. Gennaro e Tina chiedono guarigione e benedizione, Anna e Raffaele per febbre. Signore, sgrida questa febbre nel nome di Gesù. Antonietta ancora chiede guarigione e Antonietta chiede ancora pace nel Signore. Poi vogliamo salutare e benedire proprio come Chiesa quanti ci sono in collegamento con noi dal Brasile, da Bergamo, da Bagheria, da Palermo, dal Salvador. Dio vi benedica grandemente. Grazie Signore per come ci fai arrivare attraverso il web anche in questi posti così lontani, ma sappiamo che la tua benedizione, Signore, non si ferma, non si arresta. E vogliamo continuare a pregare anche per la mamma di Anna Maria, che il Signore benedica questa nostra sorella. Poi so che c'è anche un bambino che ha chiesto una preghiera e chi vuole che in questa sera possiamo pregare, venite avanti, visto che si è parlato di guarigione sia spirituale che fisica. Chi ha nel cuore di venire avanti noi pregheremo, ma c'è un bambino che mi era stato chiesto, è andato via. Dio benedica questo piccolo bambino e che il Signore sciolga la lingua di questo bambino nel nome di Gesù. È dovuto andare via, però noi preghiamo lo stesso, sapendo che non è la lontananza o la distanza, ma che Dio ascolta sempre e ovunque. E facciamo ancora un canto, vogliamo pregare per questa nostra sorella che è venuta avanti, ringraziando il Signore per ogni cosa. Alleluia, Signore, a te la gloria, Padre, sei meraviglioso. Quel giorno in Galilea lui disse seguimi e a Gesù mi trovava per le strade, erano malati e li guarì. Gesù è ancora qui, non è cambiato, sai, guarisce anche noi. L'Iddio di tutti i tempi opera ancora coi suoi miracoli. Guarigione
fedeltà raggiunge anche il cuore di chi infermo è, e l'olio della gioia lui verserà e nuove forze avrai. Guarigione in Gesù io trovai, guarigione in Gesù, lui ristora chi malato è, le sue compassioni non finiranno mai. Vieni Signor Gesù, tocca anche noi. Guarigione in Gesù io trovai, guarigione in Gesù, lui ristora chi malato è, le sue compassioni non finiranno mai. Vieni Signor Gesù, tocca anche noi. Guarigione in Gesù, lui ristora chi malato è, le sue compassioni non finiranno mai. Vieni Signor Gesù, tocca anche noi. Vieni Signor Gesù, tocca anche noi. Vieni Signor Gesù, tocca anche noi. Alleluia, Signore. Grazie, Padre. Grazie, Signore, per come Tu sei stato presente nel nostro mezzo e soprattutto, Signore, come sempre la Tua parola ha prodotto, Signore, ancora in questa sera guarigione, Signore, perché ognuno di noi ha ascoltato la Tua parola ed ha creduto di ricevere guarigione ed ha ricevuto guarigione. E noi Ti siamo grati, Papà, per tutto quello che Tu ci hai donato in questa sera, per la Tua presenza, per la lode, per la musica, per ognuno di noi qui presenti, Signore. Ti siamo grati veramente perché, come abbiamo letto nella Tua parola, Signore, è una grazia che Tu ci hai fatto alle nostre vite, di stare in questa sera alla Tua presenza meravigliosa. E noi Ti diciamo grazie dal profondo del cuore e Ti chiediamo ancora al termine di questo momento, di questo tempo, di accompagnarci alle nostre momentanee dimore. E anche per questa notte noi Ti chiediamo come sempre di visitarci attraverso visioni e sogni. E se il domani ancora ce lo doni, Signore, aiutaci ad essere strumenti nelle Tue mani, quegli strumenti, Signore, che non si fermano e arrendano davanti a nessuna difficoltà, perché Tu ci hai detto che tutto è compiuto in quel compiuto, Signore. Tu ci hai dato vittoria sul nemico delle nostre anime. E noi Ti vogliamo dirti grazie dal profondo del cuore, all'unisono, in Cristo Gesù, benedetto in eterno. Dio ci benedica, pace a tutti.